Oh, buonasera, buonasera, buonasera. Stasera abbiamo il ritorno di semifinale di Champions League al Meazza. L'Inter incontra il Milan che ha battuto all'andata 2-0. Il Milan ha un bel da fare stasera, deve fare la partita, deve aggredire l'Inter, non può fare altrimenti, non può attendere, non può fare nessun altro tipo di partita, deve giocare per vincere quantomeno 2-0, pareggiare i conti, poi giocarselo ai tempi supplementari e secondo me se arrivano ai rigori passa il Milan perché hanno un gran portiere, non c'è bisogno che ve lo presentino. E togliendo tutta questa farsa che stanno facendo in giro, che l'arbitrità arbitrale è francese, il Milan c'ha due francesi nella rosa, queste sono tutte dicerie per ridere, per scherzare, per fare un po' di farsa. Però voglio dire, non è spacciato il Milan, basta giocare la partita giusta, aggredire l'Inter, segnare almeno un gol nel primo tempo, poi pareggiarla con il 2-0, pareggiamo il risultato dell'andata, così pareggiano loro, non noi, loro, il Milan, e si va ai supplementari, poi entra un po' di stanchezza, un po' di paura da parte dell'Inter. Se arriviamo ai rigori, secondo me il Milan ha un grosso vantaggio, il portiere. Bene, detto questo, si deve vedere in campo, vediamo come scendono i giocatori in campo, vediamo stasera che partita esce fuori il Milan, però dobbiamo vedere pure l'Inter, se ancora è in forma, se non si fa ingannare dalle emozioni, da qualsiasi cosa, qualsiasi fattore. Io non vi nascondo che tifo Milan, così, una cosa personale, gli interisti non li digerisco tanto bene, forse perché conosco tanti interisti che parlano senza senso, ma comunque per quanto mi riguarda forza Milan, e poi non possiamo farci nulla e ci rivediamo perché giovedì tocca alla Juve, anche lei ha un'impresa, non tanto per il risultato, perché 1-1 non è che sia un risultato così impossibile, ma il fattore campo, vediamo, sarà dura, però la Juve ci ha mostrato tante volte di poter fare delle imprese. Vabbè, ci sentiamo per giovedì. Intanto buona serata a tutti, buona partita, buon Inter Milan a tutti, juventini, milanisti, interisti, romanisti, napoletani, tutte quante, va, perché ciao a tutti, e se volete iscrivetevi al canale, vi iscrivete, mettete un like e condividete con i vostri amici. Ciao a tutti, ciao.